Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Inizia una nuova settimana, noi siamo sempre in onda e in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, notizie di servizio. Anche oggi saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove alle 12:30 il Presidente Luca Zaia farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. Emergenza che ha preso una piega molto ben definita nelle ultime settimane, poi vedremo assieme i dati legati ai nuovi contagi e quelli legati alla sanità, ma anche i dati delle vaccinazioni, perché la campagna vaccinale prosegue a pieno ritmo e legata e collegata anche allo svuotamento, passateci il termine, degli ospedali e al fatto che ci sono sempre meno contagi, insomma, ci dà la direzione di quello che potrebbe succedere fra qualche giorno, ovvero di un Veneto in zona bianca a partire dalla prima, ormai dal 7 giugno, con tantissime restrizioni che svaniscono, con un ritorno alla normalità sempre più deciso. Da oggi invece sappiamo tutta l'Italia, non gran parte perché eravamo abituati a dire gran parte ma ormai non è più così, l'Italia è in zona gialla tutta quanta, quindi ci si sveglia, nonostante un inizio di settimana piovoso sullo stivale, ci si sveglia con una situazione molto diversa da quella che eravamo abituati a vedere. Resta da capire che cosa succederà d'ora in poi. Pare, ma questi sono appunto appunti statistici e potremmo essere smentiti, speriamo di no, in qualsiasi momento, che le riaperture delle scorse settimane non abbiano dettato problemi di natura sanitaria, celebrazioni, feste, locali aperti e gente un po' ovunque in Veneto non hanno portato finora a una recrudescenza dell'emergenza coronavirus, non hanno portato a un ritorno di dati importanti o a nuovi ricoveri. Quindi ognuno traga le proprie conclusioni. La conclusione è che siamo in zona gialla, che entreremo a meno di clamorose novità in zona bianca e che quindi si può programmare una nuova normalità che sappiamo sta arrivando anche a Padova, dove c'è la nostra Valentina Visentin, che data la giornata estremamente piovosa anche sul capoluogo padovano, fa un collegamento dall'interno della redazione. Siamo al volo perché abbiamo i minuti contati, lo sappiamo che anche la redazione padovana ha tantissimi impegni, quindi facciamo proprio un punto volante sulle notizie del giorno e cerchiamo di capire che aria tira da quelle parti. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, infatti sul fronte meteo ti confermo che sta diluviando, per quello non mi sono messa all'esterno per fare il collegamento che sarebbe stato un po' disagevole. Detto questo, è stato un fine settimana invece dal punto di vista sempre meteorologico davvero buono con il sole, quindi abbiamo visto la città che, come dicevi, è tornata piano piano alla normalità, le piazze piene, i bar, i ristoranti, ovviamente tutto all'aperto. Una città piena ma senza particolari assembramenti o problematiche che si erano invece registrate magari qualche settimana fa, proprio con le prime aperture previste, visto che insomma c'è stato questo calo sostanziale dei contagi, quindi una fine settimana abbastanza tranquillo, anche se ovviamente non sono mancate le polemiche che riguardano ancora una volta suo malgrado Piazza Duomo che, come ricordate, 3 settimane fa era stato al centro di una rissa. Si è voluto in qualche modo tutelare Piazza Duomo creando più illuminazione la settimana scorsa, con più controlli, questa settimana invece con più illuminazione ed eventi per ripopolare la piazza. Si erano messi d'accordo comune e diocesi proprio per occupare il sagrato del Duomo con degli eventi, ma uno di questi concerti che si stava svolgendo sabato sera è stato interrotto da un sacerdote del Duomo durante la canzone Bella Ciao. Il sacerdote ha invitato il gruppo a non cantare quella canzone, qui né rosso né nero, queste le parole del sacerdote, che poi si è allontanato un po' tra i fischi. La diocesi al momento sta cercando di smorzare queste polemiche che sono seguite a questo episodio, a questa vicenda. Dall'ANPI intanto c'è già stata una dichiarazione che praticamente dice: Bella Ciao non è una canzone politica, non è una canzone rossa, ma è una canzone della resistenza. Quindi in città questo episodio ha fatto ovviamente discutere, intervenendo soprattutto Certo. poi le parti politiche. Tra l'altro
Valentina, sappiamo che ogni volta che qualcuno intorno a Bella Ciao, che sia una celebrazione o un concerto in piazza, nasce una polemica, una canzone che nonostante sia passato tantissimo tempo e soprattutto sia stata poi anche ripulita da, passateci sempre il termine, da valenze politiche, viene sempre letta in modo politico e anche in modo proprio politico l'ha letta il sacerdote che è uscito. Cos'è che ha detto? Qui né rosso né nero? Qui né rosso né nero, okay. Queste sono state le parole. La diocesi comunque invita a smortare le polemiche, riconoscendo il valore popolare condiviso di questa canzone, che però, come hai ben spiegato tu, molto spesso crea delle divisioni dal punto di vista politico, perché se ne vuole a tutti i costi leggerne un significato politico e non quello originale della canzone partigiana che parla di resistenza e di libertà. Questo è il fatto più eclatante a Padova nel fine settimana, finché stiamo discutendo di queste cose, non parlando di dati e numeri che riguardano il Covid, a volte un po' sentiamo anche noi la mancanza di queste cose. Ci rendiamo conto che siamo talmente abituati a dare soprattutto notizie legate alla campagna di vaccinazione, ai dati del Covid, agli ospedali, alla sanità, all'urto dell'epidemia sulla vita di tutti i giorni, che cose che succedevano, possiamo dire, a Padova quasi quotidianamente, perché Padova è sempre stata molto viva e vivace da questo punto di vista, tornano adesso e ci danno anche queste l'idea di una città che ricomincia a vivere, a tornare alla propria normalità, che piaccia o non piaccia, questa è la normalità padovana. Valentina, al volo, perché siamo in chiusura di collegamento, abbiamo notizie di cronaca? Vabbè, di cronaca c'è stato un incidente a Meianiga con un'auto che si è ribaltata dalla strada ed è finita nella rampa di accesso dei garage di un condominio, un incidente spettacolare ma fortunatamente non con un solo ferito e non grave. Al di là della cronaca, se mi consenti, c'è una notizia simpatica, perché c'è una signora che oggi compie 112 anni, una telespettatrice padovana che abita a Ponte di Brenta, la signora Ida, oggi compie 112 anni e pensate ha superato il Covid lo scorso novembre, ha già ricevuto una dose di vaccino e oggi festeggia il suo 112esimo compleanno insieme alla sua famiglia, quindi l'occasione per farle tanti auguri. 112 anni vuol dire che la prima guerra mondiale l'ha vista, insomma, e ha vissuto anche un'altra pandemia, quella della spagnola. Ricordiamo, cito la prima guerra mondiale perché oggi è il 24 maggio è giorno in cui è iniziato il primo conflitto e i testimoni di quell'epoca ormai non ci sono quasi più, a parte qualche persona molto anziana. Naturalmente stasera poi nei nostri telegiornali vedremo anche qualcosa di più di questa. Sì, perché i suoi familiari ci hanno mandato qualche foto proprio per festeggiare questa sua giornata così importante. Benissimo, e allora a questa signora anche gli auguri da parte della nostra redazione. Valentina, intanto grazie per questo collegamento. Se ci sono novità da Padova non esitate a richiamarci, tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali questa sera. Grazie. Buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, avete sentito tante novità da Padova, una Padova che per questa volta non ha notizie di coronavirus, ma torna a avere le solite tradizionali notizie padovane di, come dicevamo, di una città viva e vivace. Noi però siamo andati anche a sentire che cosa pensano i vicentini delle nuove aperture, di questo ritorno alla normalità. Sentite cosa ci hanno detto. In palestra forse? No dai, in realtà adesso che è estate si va a camminare fuori, quindi in realtà nessun parco di divertimento e niente. Nemmeno cinema perché è chiuso, quindi? No, assolutamente, quindi si andrà fuori all'aperto. Penso rivisitare qualche museo, più che Gardaland, al limite porteremo la nipotina quando sarà più grande. Noi qua a Vicenza abbiamo sempre da riscoprire qualcosa. Sicuramente in qualche piazza storica, come può essere anche Vicenza. I musei li lascio un po' per secondi, mi piacciono di più le cattedrali, le chiese, le cose storiche di culto, dove c'è un'energia abbastanza importante. Poi torno anche ai musei. Al cinema. Sì, manca tantissimo il cinema. Un po' di vita serale ci sta. Gardaland. Sì, un po' di divertimento con l'anno che c'è stato.
direi che ci sta. Un po' di leggerezza. Sì, esattamente. E vado volentieri in un museo, vado volentieri a mangiare fuori, ecco. Le discoteche non mi interessano, mi dà fastidio il rumore eccessivo. Io spero che aprano le sale da ballo, perché io vivo di ballo, perché mi rigenero col ballo, è una cosa che mi dà gioia immensa. E dopo da tutte le parti, poter uscire e andare in giro è la cosa più bella. Piscina, teatro, un po' tutto. Siamo a digiuno di tutto oramai. Speriamo che le cose vadano come stanno adesso. È l'unica cosa che possiamo dire. Noi facciamo teatro tutti e tre, signora, quindi siamo qua che speriamo che aprano, che ci diano la possibilità, almeno se non altro sulle piazze, sulle ville, di poter recitare, di fare qualcosa. Ci siamo sentiti esclusi come delle persone, come possiamo chiamarla, segregate. È la parola giusta. D'altronde questa è la situazione. Al ristorante, se fa freddo mangio dentro, e al bar bermi qualcosa, se fa brutto dentro. Al mare. Sicuramente al mare. Questa era la lista dei desideri dei vicentini, desideri che, se le cose vanno come devono andare, insomma, potranno essere esauditi quanto prima. Noi ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo sentito le novità da Padova con sempre meno notizie che riguardano l'emergenza coronavirus, la campagna vaccinazioni, quello che abbiamo vissuto finora e che speriamo di non dover più vivere da qui in avanti, e sempre più notizie invece che riguardano la quotidianità politica e vivace di Padova. Per tutto il resto lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Però anche Bassano del Grappa, città d'arte, città di storia, di cultura, città con il Ponte Vecchio appena riaperto e già preso d'assalto dai turisti, è stata meta nel fine settimana di un volume davvero impressionante di persone che hanno riempito i locali, hanno visitato la città, hanno dato un'occhiata appunto al ponte. C'eravamo anche noi. Una Bassano così non si vedeva da tanto tempo, troppo. In questa domenica si può dire che i turisti abbiano fatto le prove tecniche per riappropriarsi della città ai piedi del Grappa. Unico indizio che ci ricorda che siamo ancora in era Covid, che ancora dobbiamo mantenere tutte le misure di sicurezza anticontagio, è la mascherina. E dobbiamo dire che chi in questa giornata ha raggiunto il cuore di Bassano si è attenuto alle regole. D'altro canto la voglia di uscire, riassaporare la possibilità di farsi 4 passi in centro, apprezzando le tante bellezze che offre la città del Ponte Vecchio, è troppo forte. C'è chi fuori da microfono e telecamera ci ha confessato d'essere emozionato da questo ritorno alla normalità. Meta su tutte il Monumento Nazionale, restituito al pubblico nella sua interezza. Insomma, in linea con quanto sta accadendo in tutte le città storiche d'arte della nostra regione, anche Bassano non è da meno. E la lotta al coronavirus sta mostrando i suoi frutti. Le vaccinazioni, che proseguono a ritmo serrato in tutta la regione, hanno visto superare i 2,5 milioni di somministrazioni tra prime e seconde dosi, segnando il ritmo verso la ripresa. Abbiamo anche un po' di notizie di cronaca che arrivano dal territorio. Una notizia della Guardia di Finanza di Treviso che ha pescato 25 clienti di 3 concessionarie che avevano pagato in contanti la caparra per le auto. Le sanzioni ammontano complessivamente a 2,5 milioni di euro. A 25 persone, dicevamo, avevano pagato in contanti a 3 concessionarie l'anticipo per l'acquisto di un'auto. L'intervento delle Fiamme Gialle con le investigazioni segue gli arresti e i sequestri avvenuti lo scorso novembre nell'ambito dell'operazione Salone di Lusso, che ha portato alla scoperta di un gruppo criminale attivo nel Trevigiano addirittura dal 2015.
2015, che era dedito alla truffa aggravata ai danni dello Stato e al falso ideologico nel commercio di autovetture di provenienza comunitaria. In pratica i finanzieri hanno passato al setaccio centinaia di operazioni di compravendita di autovetture, individuando un primo gruppo di 25 clienti, come dicevamo prima, che violando la normativa valutaria hanno versato alle 3 concessionarie coinvolte nell'indagine il prezzo di acquisto in denaro contante, oltre la soglia stabilita dalla legge, che all'epoca dei fatti era di 3.000 euro. Sono stati individuati clienti in questa prima fase nelle province di Treviso, Belluno, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Pordenone, Piacenza e Cosenza. Si tratta di annunci che erano stati posizionati online da parte delle concessionarie che importavano auto da Germania, Francia, Spagna e Belgio, quindi una vicenda che avrà sicuramente degli sviluppi. Non ha avuto invece sviluppi per oggi la notizia riguardante un incidente stradale avvenuto ieri sera in A22 nella zona di Pardolino, perché c'era un'auto che era entrata al casello di Verona Nord in direzione sud, percorrendo contromano la corsia verso Affi. Giunta all'altezza del chilometro 215, la vettura si è scontrata con altre 2 macchine, con a bordo 2 persone su una, 4 persone sull'altra, che stavano viaggiando sulla propria corsia. 7 persone coinvolte, più la persona che guidava il veicolo contromano, l'unico a essere stato trasportato in ospedale per accertamenti. Questa era la notizia. Purtroppo è successo spesso ultimamente di auto in contromano in autostrada. Invece un'altra notizia che esula dalla cronaca è un bel gesto di solidarietà da parte degli alpini di Pove, che hanno organizzato una festa per dare un sostegno economico ai figli della 39enne uccisa a martellate dal marito. Un nuovo gesto di solidarietà arriva dalla comunità di Pove per sostenere i figli di Dorina, la donna massacrata a martellate dal marito nella loro abitazione lo scorso 18 aprile. Gli alpini hanno infatti organizzato, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, una festa per raccogliere fondi per i 2 ragazzini. Questo evento ha sconvolto veramente tutta la comunità, per cui abbiamo sentito bisogno anche noi di dare un aiuto economico e abbiamo organizzato questo spiedo con l'entusiasmo di chi è convinto di far del bene. Poi c'era anche la voglia di cominciare a riprendere la vita alpina, a fare qualcosa, e siamo stati veramente soddisfatti perché abbiamo raccolto in un solo mezzogiorno 2.630 euro, che non è poco, e abbiamo aderito anche all'iniziativa dell'amministrazione che ha finora raccolto già oltre 36.000 euro. Denaro che sarà destinato in chiave esclusiva ai 2, a oggi seguiti da un tutore legale, che garantirà le loro necessità e i loro bisogni. Tutto quello che viene raccolto e che continuerà a essere raccolto sarà a destinazione del tutore, che deciderà come impiegare questi soldi per i figli. Fratello e sorella, oltre alla figura del tutore, sono stati accolti da una famiglia di Pove. I figli adesso sono abbastanza sereni, pur consapevoli di quello che è successo. Li ho visti veramente dialogare con questa famiglia con lo stesso amore, con la stessa confidenza con cui si dialoga con un genitore. Quindi spero che possano ritrovare un futuro sereno nonostante tutte le difficoltà che hanno avuto. Noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, alle 12:30 arriva anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, grazie alla regia di Cristiano Facca riusciamo già a vedere la selva di microfoni assiepata al posto del governatore che arriverà fra qualche istante. Siamo già in diretta anche streaming sulla nostra pagina Facebook per chi vive lontano dal Veneto, per chi non ha una TV sotto mano in questo momento. E allora, prima di andare a vedere i dati dell'emergenza coronavirus, una notizia di sport, comunque di attualità, perché il tappone dolomitico del Giro d'Italia è stato accorciato a causa del maltempo che sta colpendo il Veneto. L'organizzazione della corsa in rosa ha deciso che per motivi di sicurezza, soprattutto nei tratti in discesa, i corridori saliranno solo sul passo Giau, evitando i passi Pordoi e Fedaia. Rimarrà il tratto in discesa di 10-15 km dal Giau a Cortina. La tappa Sacile Cortina, prevista sui 212 km,
sarà così accorciata, o è stata accorciata, perché non sappiamo a che punto siano i corridori in questo momento esatto. Allora, detto questo, andiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i dati, come sempre, riguardanti la situazione che stiamo vivendo. Vediamo che in Veneto sono state inoculate a oggi, sono dati comunque non aggiornati all'ultimo minuto, perché quelli li dà come sempre il governatore in apertura di conferenza stampa, siamo a 2,5 milioni di dosi somministrate, prime dosi 1.720.000, cicli completati siamo quasi a 800.000. Nell'ultima rilevazione di cui abbiamo i dati erano state somministrate il 94,1% delle dosi rispetto a quelle a disposizione del Veneto. Scendiamo nella seconda parte della tabella, perché è molto importante, ci dice che chi ha almeno una dose è 1.713.236 persone, ovvero il 35,1% della popolazione, è un dato notevolmente in crescita. Però è importante sapere anche che il 16% dei veneti è coperto completamente con il vaccino doppia inoculazione, 778.699. Siamo quasi al 98% con gli over 80 coperti almeno una dose, questo è importantissimo. Siamo all'85% per la fascia fra i 70 e i 79 anni, siamo al 75,5% nella fascia 60-69. Un po' più a rilento, 50-59 anni con un 34,2% e il 14% degli over 40 aperti solo da qualche giorno come possibilità. 73% dei disabili ha almeno una dose e 71,2% di vulnerabili ha almeno una dose. Vediamo però che purtroppo la settimana scorsa non è andata benissimo dal punto di vista delle vaccinazioni, perché nel mese precedente avevamo fatto 250-290.000 inoculazioni, la settimana scorsa ci si è fermati a 205.000, quindi di poco al di sopra di quella soglia che era stata vista nel periodo precedente. Comunque la campagna vaccinale prosegue, dosi ce ne sono e sappiamo che il Veneto sta marciando a ritmi molto molto alti, anche perché i dati sono interessanti. Li vediamo insieme, non sono aggiornati neppure questi, come sempre vi ricordiamo che li fornisce poi il governatore all'inizio della conferenza stampa. Eravamo a 11.150, è plausibile che si scenda sotto quota 10.000 positivi, se non nelle prossime ore ma almeno nei prossimi giorni, con solo 51 positività riscontrate, con questo è l'ultimo dato che abbiamo, per un totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus di 421.924 casi positivi, 399.246 i guariti, purtroppo ancora decessi con 11.528 persone che sono morte, ricordiamo, dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è molto importante perché ci fa capire che la sanità veneta sta reggendo decisamente l'urto. Siamo a 761 persone ricoverate in area non critica, con 444 ancora positivi, 317 che si sono negativizzati, e qui è molto importante perché vediamo proprio che comincia a respirare decisamente la sanità del Veneto. Addirittura solo 96 ricoverati in terapia intensiva, di cui 68 ancora positivi, 28 che si sono negativizzati. Questa delle terapie intensive è probabilmente la notizia migliore degli ultimi giorni, delle ultime ore, per quanto riguarda l'assetto sanitario del Veneto in relazione all'epidemia, perché siamo a poco più di 850 ricoverati, ricordiamo quanti ne avevamo solo pochi giorni fa. Allora, 3 ricoverati in più, naturalmente non sono 3 ricoverati in più, è un bilancio positivo di 3 persone in area non critica, meno 4 invece il bilancio, quindi bilancio negativo in terapia intensiva, terapie intensive che abbiamo visto si stanno svuotando. Delta decessi, ovvero persone che hanno perso la vita nelle ultime ore a causa del coronavirus, ancora 4, dicevamo. Purtroppo il numero dei morti è l'ultimo dato di queste tabelle che va a svanire, e quindi probabilmente ancora per qualche giorno dovremo leggere e vedere queste situazioni in questa tabella che viene fornita 2 volte al giorno. Allora, noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, dovrebbe essere in arrivo a momenti il governatore Luca Zaia, perché vediamo che è già tutto pronto per la conferenza stampa decisamente importante oggi, perché si apre una settimana fondamentale per l'emergenza, ma ci racconta tutto il governatore, vi lasciamo a lui. Allora, buongiorno a tutti, inizierei col bollettino.
buon inizio di settimana a tutti voi. Molecolari 5.318.000 e test rapidi 4.704.000. In totale sono 10.022.766. Quindi con oggi abbiamo passato i 7 milioni di 10 milioni di test, di tamponi, cifra impensabile il 21 febbraio 2020, oggi invece una ordinaria amministrazione. 10.022.766. 10.022.766. I tamponi delle ultime 24 ore hanno rintracciato 150 positivi. Vi do un dato, sono 7 province, 7 per 2 è 14, sono una ventina per provincia per capirci. Infatti su 10.429 tamponi l'1,44% di incidenza. Positivi dall'inizio sono 422.074. I positivi oggi in isolamento in Veneto sono 11.055. I ricoverati sono 845 in totale, meno 12. Vi ricordo sempre che siamo al bollettino del lunedì, che non è proprio che sia il massimo della vita nella storia dei bollettini, però 845 meno 12. Gli 845 sono così distribuiti: 749 in area non critica, meno 12, e invariato 96. Vi ricordo sempre che nel bollettino nazionale, se qualcuno dovesse scaricarselo, non troverà 96 ma ne troverà molti di meno, perché noi continuiamo a mettere anche i negativizzati. La terapia intensiva quindi fa 96 più 322 non Covid, per un totale di 418. Totale di decessi 11.530 più 2. I dimessi 21.516. Allora, con le vaccinazioni si sta procedendo alla grande anche questo fine settimana, o meglio nelle ultime 24 ore 34.339 vaccini. Le categorie vaccinate sono le categorie che voi conoscete, però vi do un aggiornamento. I 60-69 hanno raggiunto l'80% dei vaccinati. Vi ricordate, sembrava che non crescesse più, invece hanno accolto l'appello. I 50-59 sono arrivati al 70% tondo, vaccinati e prenotati, ragazzi, sempre. I 40-49 vaccinati e prenotati 48%. Quindi stanno crescendo anche le ultime categorie vaccinali. Considerate che i 40-49 non hanno avuto dappertutto tanta disponibilità di posti, per cui man mano si apre e andranno a prenotarsi. E vi informo che si aprono degli slot per una categoria vaccinale che è la categoria 4, che sono tutti coloro che hanno un'esenzione ticket per una patologia, non che esenzione ticket per reddito, ma per patologia. Apriremo circa 95.000 posti. Stiamo parlando di 444.000 persone che hanno un'esenzione in Veneto per patologia, che va dalla celiachia al diabete o altro, e ce ne rimangono ancora all'appello 194.000. Intanto partiamo con i primi 90.000 posti, 95.000 posti. Dai 16 anni in su. Della corte di 444.000 con una esenzione per patologia, molti sono stati vaccinati perché erano 50enni, 60enni o quello che è. Ce ne restano ancora da intercettare 194.000. Stiamo parlando dai 16 anni in su. E
ringrazio i vaccinatori che stanno facendo un lavoro poderoso. Peraltro ci stiamo preparando al 30 di maggio, quando arriveranno, pensate, avremo lunedì 30 maggio, vi dico il numero esatto, se te lo ho sotto mano. $454.000 vaccini. Quindi sarà una settimana forte e tosta, perché può viaggiare a 50.000 vaccini al giorno. Prima di passare la parola a voi, lasciatemelo fare, lo faccio sempre volentieri, ma lo faccio ancora di più oggi. Faccio gli auguri alla nonna Ida, la signora Ida di Ponte di Brenta, vaccinata, quindi salutiamo la nonna Ida, che oggi compie 112 anni. Quindi la nonna Ida di Ponte di Brenta, buon compleanno veramente da parte di tutti noi per i suoi 112 anni. Domande, ragazzi? Tosato e poi Van Van e poi Prigione. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Persone ci segnalano la loro impossibilità a prenotarsi per il vaccino, nonostante molti tentativi. Ma di che età sono? Sono di età, per esempio, 60, 62, 65, 66. Saranno ultimati i posti in agenda? Esatto. In quella ULS? Ecco, ma siccome ci sono varie ULS, sembra che hanno ultimato le dosi disponibili, lei ha fatto riferimento a una possibile redistribuzione di dosi che attualmente sembrerebbero concentrate e limitate tra Treviso e Verona. No, allora attenzione, le dosi sono sempre state distribuite in base alla popolazione. Prima roba che non passi il concetto che qualcuno è stato privilegiato. Dopodiché noi oggi non dobbiamo ridistribuire dosi, ma eventualmente dobbiamo ridistribuire apertura di agende, perché voglio ricordare che chi sta prenotando a giugno, io per dire ho la seconda dose da fare, non è che c'è in casa la seconda dose di vaccino. Noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, è stata questa la mossa vincente dell'evento, dando modo a molti cittadini di prenotarsi in date molto in là. Oggi stiamo prenotando al 16 giugno in Veneto. Quindi stiamo vedendo per quale motivo in alcune ULS, ad esempio alla 2 a Treviso, ci siano ancora degli spazi in agenda. Però è pur vero che noi continuiamo con gli appelli perché quegli spazi sono della ULS 2, cioè non è che sono stati dati in più. Continuiamo con gli appelli, adesso aprendo oggi anche spazi per la categoria 4, ovviamente immagino verranno occupati. E appena avremo certezza di ulteriori forniture in là nel tempo, e penso che sia questione di ore, se non di qualche giorno, apriremo agende anche per arrivare a fine giugno e quindi sistemeremo anche questo aspetto. Purtroppo noi abbiamo due cose necessarie per aprire: la disponibilità del vaccino, virtuale o fisica, e quindi se è virtuale che ci sia un pezzo di carta che ci dice che arriverà. Se noi avessimo oggi, questo ve lo voglio dire con chiarezza, il piano di arrivi dei vaccini da qui a dicembre, noi apriremmo tutte le agende. È che ci rompe le palle pensare di far fissare ai cittadini la loro data per la vaccinazione e poi magari doverla disdettare, cioè questo ci spiace, no? E noi poi vacciniamo in base a quello che ci danno, cioè non è che è cambiata la macchina vaccinale del Veneto. Quando ne avevamo 827, il 27 di dicembre ne abbiamo fatti 827 dosi in un giorno, e poi crescendo abbiamo sempre fatto erogato, inoculato le dosi che Roma ci manda in virtù del contratto europeo. Quindi non è cambiato nulla sotto il sole. Ecco, ma le ULS che hanno esaurito le disponibilità per le prenotazioni da qui al 16 giugno, quando è che riceveranno ulteriori forniture e potranno accogliere? Io penso che sia questione di qualche giorno, nel senso che si apriranno ancora agende, questo sì, sicuramente. Considerate che noi stiamo galoppando, perché siamo i primi, avete visto i dati questo fine settimana, siamo i primi a livello nazionale. Capisco che
cioè, ha più bisogno uno che ha avuto che non ha più uno, nel senso che siamo abituati talmente bene a questa campagna vaccinale, uno dice ma io vorrei potermi prenotare. C'è uno stallo che durerà qualche giorno finché non ci mandano un pezzo di carta che ci dirà che a giugno arriveranno, che so, 1 milione di dosi e apriremo 1 milione di posti in agenda. Però siamo la regione che ha vaccinato di più, avete visto? Le chiedo un'altra cosa. Prego. Che riguarda la proposta, insomma, di garantire la seconda dose di vaccino ai turisti che vengono in Veneto. Sembra un po' che le regioni vadano in ordine sparso, nel senso che lei ha fatto per primo questa proposta, c'è chi ha fatto dell'ironia come il suo collega Campano De Luca che ci ha scherzato sopra, e c'è invece chi sembra l'abbia presa sul serio come i presidenti di Piemonte e Liguria che hanno fatto il patto di reciprocità per i rispettivi turisti. Cioè, i colloqui che lei ha avuto non hanno dato in questo senso sviluppi per una qualche linea comune, insomma, posto che il Veneto ha le sue esigenze che sono diverse magari da quelle di altre regioni, visto i flussi. Ma intanto approfitto per esprimere nuovamente la mia solidarietà al collega Cirio e la nostra vicinanza della comunità veneta per la tragedia che è accaduta in Piemonte con la storia della cabina, della funivia, e del dolore che questo ha provocato, coinvolgendo più famiglie e tanti cittadini, e quindi veramente la vicinanza totale al collega Cirio e alla comunità piemontese. Lo dico perché è stato citato il collega Cirio, già ieri abbiamo espresso a nome del Veneto la nostra vicinanza alla loro comunità e alle famiglie. Allora, l'approccio rispetto al vaccino in vacanza è un approccio che varia a seconda del contesto turistico dove ti trovi. Cioè, io penso che quello che ha fatto il collega Totti con il collega Cirio sia assolutamente una cosa giusta, ma fatta su misura per due realtà di quella dimensione turistica, che peraltro hanno. Il Piemonte ha un grande sbocco al mare, cioè accesso al mare che è rappresentato dalla Liguria, fra l'altro. O gran parte, diciamo, dei piemontesi, oltre a venire in Veneto, vanno anche in Liguria. Altri magari vivono meno questa esigenza del vaccino in vacanza perché magari hanno altre dimensioni. Considerate che quando parla il Veneto parla la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze. Da noi arrivano da tutti i paesi, il 67% di questi 72 milioni di presenze sono stranieri. E poi sono tutti gli italiani, avete visto, siamo partiti con la campagna di promozione anche in Italia oltre che all'estero. Per noi sarebbe impensabile partire con accordi bilaterali, li facciamo col Friuli Venezia Giulia, ma per carità, con l'Emilia Romagna, con il Trentino, Alto Adige, con la Lombardia, però rischieremo sempre di dimenticare la parte grande della torta dei visitatori. Cioè, mi metto nei panni di tanti nostri ospiti nazionali e internazionali che dovremmo comunque tutelare. Io penso che a livello nazionale si debba chiarire invece un vero concetto: se riconosciamo la reciprocità della vaccinazione, perché qua ho letto di qualcuno che dice dovete fare accordi tra regioni, cioè io le devo fare con tutta l'Italia. Cioè, ma mi sembra assurdo, no? Abbiamo le anagrafi vaccinali, se dialogano bene, se no facciamo il certificato cartaceo e poi uno va a registrarsi a casa. Stiamo parlando di un servizio che è la ciliegina sulla torta, non è che la gente va in massa in vacanza per farsi fare la seconda vaccinazione. Io penso che una decisione nazionale la si debba prendere. Ho apprezzato e ho visto che comunque la quasi totalità degli esponenti politici, con ruoli anche nella sanità, piuttosto che il mondo degli scienziati, comunque tutti condividono l'idea che se una persona vuole farsi la seconda dose in vacanza se la può fare. Non ultimo è uscito il professor Vaia dello Spallanzani stamattina, ma ho visto dichiarazioni di tutti, del vice ministro Sileri, di tutti, insomma, potete controllare, insomma, c'è una miriade di persone che è intervenuta su questo. Spero che questa partita non diventi per qualcuno un totem.
che a me sembra di una banalità e di un'ovvietà la questione che ho posto, me lo dico da solo, che io immaginavo si risolvesse in 3 secondi e mezzo. Dopodiché, per fare i vaccini ai turisti ci vogliono i vaccini. Allora non possiamo andare dall'estremo del resort di extra lusso che porta tutti i suoi a vaccinare in Germania, i suoi dipendenti, per dire io sono covid free, a noi che stiamo qui da un mese ormai a dire ma vacciniamo il turista o non lo vacciniamo. Il turista ha sempre ragione e al turista noi dobbiamo sempre dare i servizi, questo è il principio. Guardate che i nostri albergatori, il nostro mondo del turismo la vede come noi, la condivide questa sfida. Peraltro noi abbiamo come obiettivo, ve lo dico già, di passare diciamo quanto prima la vaccinazione degli operatori turistici. E penso che in settimana anche se si possa risolvere questa partita che sta seguendo l'assessore Lanzarini. Però noi la vediamo così, quindi ecco, per dire, non ci vedrei contrapposizioni, ci vedo approcci diversi. Cioè noi la pressione del turismo la sentiamo forte, cioè, questa è una regione turistica, vive di turismo, 18 miliardi di fatturato il turismo in Veneto, cioè più del 10% del PIL del Veneto. Vanza, wow, vedi. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Possiamo fare un po' di ordine in quello che succederà nelle prossime ore e giornate, per favore? Allora, lei dice che al 30 maggio arriveranno 454.000 vaccini. Sono annunciati, sì. Annunciati. Quindi questa settimana invece com'è la previsione? Te lo dico subito. È più bassa. Anch'io mi ricordo sto dato. Scusa perché... Eccoli qua. 208.000. Totali tra Pfizer e quant'altro? Scusami. Sì, sono totali, non voglio dirti la cifra esatta, non voglio dire cazzate. 206, ho letto il 6 per 8. Succede, senza lenti. Benissimo, allora questa settimana 200 erotti, la settimana di là abbiamo nel giro di 2 settimane 600. Ma sono già nelle agende? Sono già calcolati nelle aperture dell'agenda che abbiamo fatto. Le prenotazioni sono tutte fino al 16 giugno oppure ci sono alcune prenotazioni che vanno oltre l'agenda del 16 giugno? A noi risulta di aver aperto, di aver dato a disposizione di aprire fino al 16. Fino al 16, perfetto. Perché avevamo certezza di avere fino al 16. Ottimo. Quantitativi diciamo verosimilmente raggiungibili nelle forniture. Lo step, allora la novità di oggi è l'apertura alle categorie 4 esenzioni, potrebbero essere quindi anche ragazzini, sedicenni, 17enni, esatto. Qui non c'è nessun limite di età. No. In questo le chiedo una specificazione, alcune regioni avevano già aperto la categoria 4 prima dei 50enni? Sì, cioè, considerate che questi non sono i fragili, cioè, questa è un'esenzione per patologia, c'è un po' di misto mare. Va bene, a livello nazionale. Considerate che noi ne abbiamo intercettati, avete visto il numero? 194.000. No, ci mancano 194.000. Quindi la differenza tra 444 e 194. Quindi almeno 240.000 noi li abbiamo già vaccinati di default perché andavano per target di età. La sua idea è di procedere come da qua nei prossimi giorni, se saranno confermati queste dosi di fornitura e se ne arriveranno soprattutto di più? Cioè siamo arrivati ai 40-49enni, poi nel suo piano cosa ne parlavamo c'è? Anche stamattina, sicuramente la soluzione dopo è quella del liberi tutti, però abbiamo un target importante che è quello delle aziende turistiche, che non è che valgono di più delle altre aziende, attenzione, non voglio mancare di rispetto, ma queste comunicativamente, lavorando con persone, quindi con ospiti stranieri, soprattutto stranieri e italiani, hanno un modo anche di presentare i nostri territori come territori covid free, no? E quindi la vaccinazione. Dopodiché, se volete che vi dica la mia opinione rispetto al liberi tutti, io penso che dovremmo dare un'opportunità ai giovani a questo punto, prima che a quelli di mezza età.
Cioè nell'ambito dei sedi, a parte il fatto che sembra che andremo da 12 a 40 anni, noi siamo diciamo aperti dai 40 anni in su, giusto ad oggi. Ci resta un varco che andrà dai 12 ai 40 anni. Io penso che la grande mobilità estiva sarà garantita e la più alta esposizione ce l'avranno i ragazzi, che è giusto che vivano quest'estate, quindi è anche giusto che se qualcuno vuole vaccinarsi che lo mettiamo nelle condizioni di potersi vaccinare. Quindi si rovescia un po' il paradigma nel liberi tutti, no? Diciamo ok, tutti potranno vaccinarsi, ma vorremmo dedicare un contingente di vaccinazioni privilegiato ai più giovani. Quindi Presidente potrebbe essere un liberi tutti, ma avendo 100 dosi ne riserva un po' di più 80 ai giovani e poi vediamo se li utilizzano. Penso che un ventenne che si farà le spiagge, farà i locali, farà le discoteche, farà gli aperitivi, come si può dire, dal punto di vista epidemiologico rischia di intercettare con più facilità il virus che uno che se ne sta a casa o va in vacanza e se ne sta tranquillo a farsi le passeggiate sulla Marmolada da qualche parte, insomma, senza nulla togliere a chi sta tranquillo. E nella percentuale delle prenotazioni, dei posti prenotabili, una fascia più alta potrebbe essere data appunto al target turistico, allora, inteso come operatori? Sì, quindi lo scenario che noi vediamo è questo: il turismo, che sono circa 80.000, abbiamo detto, con i centri estivi. Turismo stiamo raccogliendo un po' i numeri e arriveremo tra turismo tutto, quindi vuol dire tutta la ricezione alberghiera anche termale, quindi non solo mare, montagna, lago, termale, poi i parchi divertimento, quindi i grandi parchi divertimento che ci sono, e tutta l'area aperta, quindi il camping. Arriveremo attorno agli 80.000 più o meno addetti che lavorano all'interno di queste strutture. Più i centri estivi. Centri estivi abbiamo fatto un conto tra le giovanili pastorali, quindi quelli che appartengono al mondo della parrocchia, FISM, quindi 06, quindi scuole materne, asili, e ANCI, quindi comuni, arriviamo ad altri 35.000 che sono soprattutto giovani, quindi qua intercettiamo perché sono ragazzi che vanno dai 17 anni, 18, perché poi sapete i volontari, gli operatori sono ragazzi molto giovani, anche ai 25, quindi sono già una fascia di ragazzi molto giovani. E come pensate di identificarli? Perché lì non c'è codice fiscale che tenga. Beh, lì ci sono due alternative, ne stiamo parlando: o dare a loro i vaccini e quindi si fanno delle linee vaccinali, oppure utilizzare il portale, che non è escluso, con la forzatura e l'autocertificazione all'arrivo, che a me sembra più logico, insomma. Però insomma c'è un tavolo aperto. Considerate che non è cosa che accadrà nelle prossime ore, L'altra domanda invece, Presidente, avete notizie in merito ai trasporti? Era il tema che era stato sollevato la settimana scorsa. Non ne abbiamo. La capienza al 50% sta creando seri problemi, soprattutto a Venezia. Poi adesso che si è riaperto fortunatamente il turismo, grazie alla Biennale. Ci siamo mossi, però al momento no. Ho sentito anche stamattina il Ministro Giovannini per altri argomenti, ma non c'è ancora novità. E l'ultima domanda, forse per competenza territoriale, forse aspetta più all'assessore Lanzarin. Stamattina a Bassano c'è stato un po' di caos all'Eurobrico perché sono finiti i vaccini e la gente è stata mandata a casa con l'invito di ripresentarsi dopo 15 giorni rispetto alla data prefissata. Non mi è stato comunicato, quindi non saprei neanche cosa risponderò. Sentiamo Bramezza e dopo lo diciamo. Va bene, grazie. Maria, a fine conferenza se te senti Bramezza. Prigioni e poi Di Gennaro. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Per quanto riguarda i vaccini, le vaccinazioni invece nelle aziende che non sono turistiche e le vaccinazioni in farmacia, arrivano quantitativi di vaccini per poter avviare questo canale? Al momento non abbiamo ancora conferme sulle forniture. Diciamo, per noi forniture significa certe dal 16, arriveranno dal commissario sicuramente, perché quella è l'attività che loro fanno, quindi capire dal contratto europeo quanto arriverà. Stamattina, per dire, hanno fatto 2 forniture di Moderna e ho visto stamattina, scusate, vi dico anche perché ho mandato io il messaggio, fate voi. 29.000 e 11.000 AstraZeneca e Moderna. Moderna,
E sono arrivate le 11 di questa mattina. E dei 454.000 che arriveranno a fine maggio, sempre tutti e tre i tipi? Sono sulla carta, sì, sono tutti i tipi, ma sono ancora sulla carta, nel senso che non è che abbiamo... A proposito di turismo, chi ti farà oggi pomeriggio a Cortina? Ho sentito che hanno anche chiuso dei passi per la neve, per cui a me spiace perché abbiamo investito tanto come regione su questa tappa di Cortina, sulla partenza di Cittadella, e che fra l'altro mi spiace non sia stato a Cittadella, ma purtroppo avendo fatto l'arrivo di Verona il giorno prima e avendo saltato l'inaugurazione del Biennale, ho dovuto, e l'ho fatto con piacere, partecipare sabato mattina, fra l'altro sempre alla Biennale, alla presenza del ministro Franceschini e del presidente della Camera. E Cortina, non so, ci vuole un buon scalatore, magari avremo un nuovo Pantani sotto la neve, non lo so, guardate, non ho idea, perché oggi è una tappa veramente, era una tappa da bella giornata, così veramente sarà una tappa che selezionerà molto, cioè ho l'impressione che oggi confermerà la maglia rosa fino alla fine. Grazie. Però siamo orgogliosi, insomma, abbiamo Viviani portabandiera alle Olimpiadi, Vendrame che ha vinto una tappa, magari oggi spero un Veneto, qualche Veneto che si faccia vedere. Di Gennaro. In alta domanda, Antonella? No. Buongiorno Presidente, mi scuso, non so se mi sono perso questa informazione. Per quanto riguarda, diciamo, la seconda dose in trasferta, tra virgolette, lei ha sempre detto ovviamente che sarebbe un servizio molto importante da offrire ai turisti. Volevo chiedere se lei ha notizie di altri stati, di altre regioni a vocazione turistica che abbiano già pensato a questa soluzione. Non ce l'ho. Non risulta che ci sia qualcun altro che ci... Non ve lo so dire. Allora, va bene, grazie. Prego. Altre domande? A posto. Grazie. Assessore, avevi qualcosa da comunicare? No, c'è un'altra signora che le facciamo gli auguri, Giovanna Rita Parolin di Lovadina, fa 100 anni oggi. Auguri, 112 e 100 anni. Prego, Assessore. Allora, l'USL Pedemontana e quindi il direttore generale Bramezza mi dice che hanno spostato ieri 300 persone, ma sono state tutte avvisate con SMS. Quindi non gli risulta che ci sia, adesso non lo so, approfondirò anch'io. Comunque le persone sono state spostate ieri, 300, proprio sempre per carenza vaccini. È vero che Bramezza aveva chiesto anche ai colleghi ieri, in prestito, se c'era qualcuno che poteva, per evitare di spostare persone, prestargli dei vaccini, ma la situazione era abbastanza critica ovunque. Sì, è probabile una cosa, mi permetto di dire, che ci sia una persona, 2 o 3 su queste 300 che non abbia ricevuto il messaggio, che non ha letto il messaggio, che si è presentata. Però insomma, se volete vediamo anche i numeri precisissimi sul tema degli avvisi. Buon lavoro, noi andiamo a Cortina adesso. Grazie. Andremo a vedere questo tappone di montagna e fra l'altro volevo complimentarmi della Biennale per la premiazione del Leone d'Oro, quindi c'è un bel personaggio, è stato premiato, quindi a me è piaciuto. Fra l'altro ha fatto robe grandi, no? Bene, molto bene. E chissà, ho visto Venezia con i turisti, vedo i dati del Veneto si stanno incrementando le prenotazioni e quindi dico venite in Veneto perché rischiate di mancare solo voi. Quest'anno faremo l'evento, l'anno d'oro, avanti tutta. Grazie ancora, buon lavoro, buongiorno.